Vinto il derby di andata per 31-24, il Benetton è pronto a scendere in campo allo stadio Monigo sabato 30 dicembre alle 14:30 per la gara di ritorno con le Zebre di Parma, l'altra squadra italiana che partecipa allo URC, lo United Rugby Championship italiano, scozzese, irlandese e gallese. I favori del pronostico ancora per Treviso, mentre il nuovo commissario tecnico dell'Italia, l'argentino Gonzalo Quesada, ha ufficializzato le convocazioni per il suo primo raduno il 4 e 5 gennaio a Verona. Ci sono 22 leoni e tra loro Leonardo Marin, il tre quarti rientrato da un lungo infortunio e già protagonista. Settimana dopo settimana mi sento sempre meglio e lo sento veramente perché non era facile all'inizio rientrato stare sempre al 100%, però andando avanti sì, mi sento sempre meglio. Spero di trovare continuità, continuare a giocare il più possibile con la squadra e giocare il meglio possibile. Leonardo, a soli 21 anni e 6 presenze con l'Italia, è stato convocato come numero 10, mediano di apertura, il suo ruolo preferito, ma si diverte anche a giocare centro con il numero 12. Con le Zebre mi sono divertito a giocare 12, anche se quello che penso è sempre uguale, cioè che il mio ruolo preferito è 10 e mi piace anche giocare 12 in realtà, quindi se serve sono a disposizione. Quanto al derby con le Zebre, tra due squadre che si conoscono bene, sarà una partita insidiosa. I parmigiani hanno giocatori imprevedibili e quindi non sarà di certo un derby scontato. Sarà una partita sentita, lo sappiamo, un po' come settimana scorsa, ma giochiamo in casa, è un po' la rivincita di settimana scorsa, noi cerchiamo la conferma, quindi sarà una bella atmosfera e noi non vediamo l'ora.